Continua la nostra ricerca sui luoghi esclusivi di pesca della regione del Veneto. Siamo qui nel Bellunese, alla porta d'entrata di questa magnifica provincia veneta che offre tante possibilità di pesca. Siamo con Marco Zanetti e Luca Tenderini qui sul lago di Santa Croce. Sì, il lago di Santa Croce, che vorrei ricordare che è il secondo lago della regione Veneto dopo il lago di Garda e assume una certa importanza, e adesso lo scopriremo insieme visitandolo con le barche. Qui c'è anche un maestro d'ascia, pensate, qui a Belluno, in questa splendida località, avete anche delle offerte turistiche molto importanti. Sì, abbiamo delle offerte turistiche interessanti perché mettono insieme in uno splendido connubio quello che è l'attività della pesca sportiva con quella che è l'attività turistica, quindi una vera pesca sportiva con dei pacchetti turistici molto vari e che offrono delle opportunità sia per gli amanti della pesca sia per le loro famiglie che possono accompagnarli in questi luoghi meravigliosi. Turisti all'Amo, Turisperne, che è un progetto per la valorizzazione e la proposta di nuove forme di attività turistica su scala locale attraverso la pesca amatoriale sul lago di Santa Croce.